Care alunne e cari alunni, buongiorno. Benvenuti alla video lezione della lingua italiana per la prima classe della scuola secondaria. Il nostro tema d'oggi è l'orario delle lezioni. Il mio nome è Ljerka Perković-Hnatjuk e oggi sono la vostra insegnante di italiano. Drage učenice i dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na video lekciju iz talijanskog jezika za prvi razred srednje škole. Današnja tema je raspored sati, a moje ime je Ljerka Perković-Hnatjuk i danas sam vaša nastavnica talijanskog jezika. Nakon ove video lekcije moći ćete opisati svoj tjedni raspored sati, moći ćete imenovati dane u tjednu i redne brojeve, razumijet ćete vrlo kratak tekst vezan uz današnju temu i čitat ćete i dopuniti vrlo kratak tekst oblicima prezenta glagola druge konjugacije. Per la lezione d'oggi vi servono un foglio di carta o il quaderno, una matita o una penna, la connessione internet. Za ovaj sat potrebni su vam papir ili bilježnica, olovka te uređaj priključen na internet. Potete fermare la video lezione in qualsiasi momento. U svakom trenutku možete zaustaviti ovu video lekciju. Ecco un orario delle lezioni con i giorni della settimana e con le ore delle lezioni. Ovo je raspored sati s danima u tjednu i rednim brojevima nastavnih sati. I giorni della settimana. I giorni della settimana sono 7. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Dani u tjednu. 7 je dana u tjednu. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota i nedjelja. I giorni del fine settimana o del weekend sono sabato e domenica. Dani vikenda su subota i nedjelja. Ecco alcuni esempi dell'uso dei giorni della settimana. Si dice: lunedì Anna ha tante ore di lezioni, quando vogliamo dire che solo questo lunedì Anna ha tante ore di lezioni. Si dice il lunedì Anna ha tante ore di lezioni quando vogliamo dire che ogni lunedì Anna ha tante ore di lezioni. Evo nekoliko primjera uporabe dana u tjednu. Samu riječ lunedi upotrijebit ćemo kada želimo reći da Ana u ovaj ponedjeljak ima puno sati nastave. Dan u tjednu sa članom, dakle il lunedi, upotrijebit ćemo kada želimo reći da se nešto redovito događa tim danom, dakle ovdje ponedjeljkom. Questo è l'ordine dei giorni della settimana. Ovo je poredak dana u tjednu. Lunedì è il primo giorno della settimana. Martedì è il secondo giorno della settimana. Mercoledì è il terzo giorno della settimana. Giovedì è il quarto giorno della settimana. Venerdì è il quinto giorno della settimana. Sabato è il sesto giorno della settimana. Domenica è il settimo giorno della settimana. E queste sono alcune materie scolastiche. Si scrivono nell'orario delle lezioni. Matematica, geografia, fisica, chimica, italiano, storia, eccetera. A ovo su neki školski predmeti. Upisuju se u raspored sati.
matematika, geografija, fizika, kemija, talijanski, povijest i tako dalje. Questo è l'orario delle lezioni di Anna per lunedì. Ovo je Anin raspored sati za ponedjeljak. La prima ora chimica. La seconda ora chimica. La terza ora arte. La quarta ora biologia. La quinta ora italiano. La sesta ora matematica. La settima ora matematica. Questi sono i numeri ordinali. Il primo, il secondo, il terzo giorno, la prima, la seconda, la terza ora. Dunque, con il sostantivo al maschile si usa la forma del numero ordinale in O, con il sostantivo al femminile si usa la forma del numero ordinale in A. Ovo su redni brojevi. Dakle, uz imenicu u muškome rodu redni broj ima nastavak O, uz imenicu u ženskome rodu redni broj ima nastavak A. Attività 1. Ascoltate il testo. Rispondete se le affermazioni sono vere o false. Poslušajte tekst klikom na gornju poveznicu, a zatim na donjoj poveznici odgovorite jesu li tvrdnje točne ili netočne. Attenzione alle parti del giorno. La mattina, il pomeriggio. Obratite pozornost na riječi koje se odnose na dijelove dana, jutro i poslijepodne. Risposte. 1. Questa settimana Anna va a scuola la mattina. Falso. 2. Anna studia tutto il pomeriggio. Falso. 3. Nel nuovo orario delle lezioni Anna ha 2 ore di chimica. Vero? 4. La quarta ora Anna ha matematica. Falso. 5. Martedì Anna ha 7 ore di lezioni. Vero? 6. Venerdì la scuola è chiusa. Vero? 7. La mamma invita Anna a mangiare. Vero? Attività 2. Osservate la frase e trovate i verbi. Mettete il primo verbo all'infinito. Aktivnost 2. Promotrite rečenicu i pronađite glagole. Stavite prvi glagol u oblik infinitiva. Anna studia tutta la mattina, legge i testi e scrive gli esercizi. Soluzione. Anna studia tutta la mattina, legge i testi e scrive gli esercizi. Il verbo all'infinito è studiare. Rješenje. Prvi traženi glagol je studija, drugi legge, a treći skrive. Oblik infinitiva za prvi glagol glasi studiare. Gli altri 2 verbi della frase sono i verbi leggere e scrivere. Finiscono in ere e sono i verbi della seconda coniugazione. Ostala 2 glagola iz rečenice su leggere, čitati, i scrivere, pisati. Završavaju na ere i to su glagoli druge coniugacije. Osservate il verbo scrivere nei seguenti esempi. Promotrite glagol scrivere u sljedećim primjerima. Io scrivo un messaggio. Tu scrivi una cartolina. Lui scrive gli esercizi di inglese. Lei scrive gli esercizi di italiano. Noi scriviamo le email. Voi scrivete le lettere ai nonni.
Loro scrivono il test. Attività 3. Completate le stesse frasi con il verbo leggere. Io leggo un messaggio, tu una cartolina, Pietro gli esercizi di inglese, Anna gli esercizi di italiano, noi le email, voi le lettere ai nonni, loro il test. Soluzioni. Io leggo un messaggio, tu leggi una cartolina, Pietro legge gli esercizi di inglese, Anna legge gli esercizi di italiano, noi leggiamo le email, voi leggete le lettere ai nonni, loro leggono il test. Attività 4. Completate il testo con le forme dei verbi dati. Aktivnost 4. Dopunite tekst oblicima zadanih glagola. Risposte. È mattina. Anna studia tanto. Ripete la chimica perché oggi ha 2 ore di chimica. Poi prende una pausa e scrive le materie scolastiche nell'orario delle lezioni. Dopo un po' arriva l'amica Lea e loro due leggono insieme un testo per la lezione dell'italiano. Nel pomeriggio vanno a scuola insieme e vedono i compagni della classe. Attività 5. Risolvete il cruciverba. Aktivnost 5. Riješite križaljku. Queste sono le soluzioni del cruciverba. 1. Mercoledì. 2. Quarto. 3. Mattina. 4. Weekend. 5. Orario. 6. Venerdì. 7. 7. Autovalutazione. Samovrednovanje. Znam nabrojati dane u tjednu. Znam navesti redne brojeve. Znam upotrijebiti glagole druge konjugacije u sadašnjem vremenu. Razumijem vrlo kratak i vrlo jednostavan tekst na temu rasporeda sati.